I poliziotti della squadra mobile di Sassari e del Servizio Centrale Operativo di Roma hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari a carico di 30 cittadini nigeriani per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Spaccio di stupefacenti, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione sono i principali reati commessi dagli appartenenti al gruppo criminale denominato Viking. Avevano la sede principale dei loro interessi illeciti nel Sassarese, con numerose articolazioni italiane ed anche europee. Alcuni degli indagati sono stati fermati nelle province di Genova, Verona, Caserta, Terni, Siena ed Isernia. Con l'utilizzo di intercettazioni telefoniche ambientali, telematiche e di videoripresa, gli investigatori, due dei quali sotto copertura, hanno ricostruito l'esistenza dell'organizzazione mafiosa a struttura verticistica, i cui affiliati nel tempo si sarebbero infiltrati nel tessuto sociale del capoluogo del Nord Sardegna. Con le indagini gli agenti hanno scoperto che i Vikings, iniziati alla causa mafiosa con precisi riti del tutto simili a quelli della criminalità organizzata italiana, avrebbero occupato il centro storico di Sassari, creando numerose piazze di spaccio. Gli ingenti capitali accumulati venivano poi trasferiti in Nigeria allo scopo di acquistare immobili di lusso. Attraverso intimidazioni ed attentati, i componenti del gruppo criminale erano riusciti ad allontanare gli storici residenti del centro città e ad acquisire diverse attività commerciali. Nell'ambito delle attività investigative sono stati sequestrati oltre 50 kg tra eroina e cocaina, parte dei quali trasportati in Sardegna con il sistema dei cosiddetti ovulatori.